Io resisto. Ami Shoktishali. Intervention. Io resisto. Je résiste. Cos'è il caporalato? Il caporalato è un reato. Il caporalato è una forma illegale di reclutamento e organizzazione di lavoratori e lavoratrici per conto dei proprietari delle aziende allo scopo di facilitare il loro impiego in condizioni di sfruttamento. Questo fenomeno è diffuso in tutta Italia, dal nord al sud, soprattutto nel settore dell'agricoltura. I caporali sono degli intermediari illegali. Assumono per conto del datore di lavoro lavoratori e lavoratrici al di fuori dei canali legali di collocamento. Per questo servizio i caporali si tengono una quota del salario del lavoratore e della lavoratrice assunta. Il caporale spesso esercita un controllo completo sulla vita delle persone a cui trova lavoro. Il caporale gestisce l'assunzione e la paga dei lavoratori di ambo i sessi, si occupa di organizzare e supervisionare il lavoro e provvede a tutte le altre necessità: trasporto sul luogo di lavoro, reperimento e gestione dell'alloggio, fornitura di cibo e acqua nel luogo di lavoro e di abitazione. Le persone fragili, avendo bisogno di cibo, acqua e alloggio, sono le vittime principali. Per tutte queste attività illecite, il caporale riceve un compenso, trattenendo anche parte delle paghe dei lavoratori. Il modo più sicuro per trovare lavoro è attraverso canali di collocamento, centri per l'impiego, agenzie interinali, eccetera. Se sei vittima di caporalato e sfruttamento lavorativo e vuoi denunciare il caporale o il datore di lavoro, puoi rivolgerti all'ispettore del lavoro oppure alle forze dell'ordine. Oppure chiama il numero antitratta 800 290 290.